Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla diretta. Oggi è sabato il 20, mi ricordo che domani per chi vuole ancora in tempo, magari per qualche rito propiziatorio, visto che ci sono delle combinazioni astrali molto importanti, sapete che se siete interessati basta chiedere a Hildegarda. Vi ricordo anche che lunedì Hildegarda nel suo canale YouTube alle 21:30 per le sibille interattive gratuite. Vi ricordo anche che se dovete fare una domanda, nome e data di nascita. Ciao Christian e ben arrivato. Poi abbiamo la Nini. Ciao Nini, se volete fare una domanda mi raccomando nome e data di nascita. Però mentre aspettiamo i nostri amici che fanno e si preparano per le domande, vi voglio raccontare una cosa. L'importante è che se volete dei consulti privati, 20 euro 45 minuti, pagabili tramite PayPal o una rapina in banca, sto scherzando. In più vi ricordo anche che se volete andare a vedere cosa proponiamo nel sito del Capitano ci sono una sezione gratuita che potete scaricare degli ebook, ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000, quindi con il legale Maestro Veneziano hanno già regalato quasi 2 milioni e mezzo di circuiti radionici con tanto di istruzioni. E c'è una sezione shop dove ci sono praticamente i prodotti esoterici professionali che il Legarda propone. Bene, abbiamo anche due gruppi su Face dove i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Bene, vediamo se ci sono delle domande, ma prima salutiamo i nostri amici che sono già belli numerosi per le sibille interattive gratuite. Nini, Cristian, ciao, ciao Pierluca, ciao Michela e ciao Nini. Per il momento io vedo solo la domandina di Nini. Allora, Deborah troverà un nuovo lavoro del 99. Mi raccomando, se dovete fare domande, se non riesco a rispondere a tutti, mi raccomando, lunedì sera, canale di Hildegarda sul tubo, 21:30, ci sarà lei. Quindi rispondiamo alla nostra Nini. Se Deborah troverà un nuovo lavoro, vorrei cambiare. Cioè, allora, Deborah, tu hai, cioè, Nini è un soprannome. Deborah ha un lavoro e vorrebbe cambiare e quindi chiede, ecco, deve essere ben articolata la domanda così che le sibille riescono a prendere bene la scia energetica. Quindi Deborah ha un lavoro e vorrebbe cambiare. Vorrebbe cambiare nel 99. Bene. Partiamo subito con la nostra Nini, cioè la nostra Deborah. Vediamo un po' se riuscirà a cambiare. Vi ricordo che sibille vanno massimo 9-12 mesi. Beh, vedo che c'è, vedi, sono sibille importanti queste, sibille che fanno capire che ci vorrà un po' di forze per raggiungere l'obiettivo. Vedi, il militare è sempre uno che usa delle energie potenti e anche dei segreti per arrivare ad avere un obiettivo. Quindi Ninni, già qui le sibille ci fanno capire che dovrai usare tutta la forza e tutta l'energia che vuoi tu per trovare esattamente qualcosa che sia della qualità che cerchi tu. Ma vediamo una stesa completa. Ma Nini, io penso proprio di sì, però perché mettiamo le sibille a favore di camera, mettiamo bene la luce che... Allora, vedi, nel passato Nini, cioè Deborah, vedo che hai avuto anche fortuna alcune volte, non è che sei una donna senza fortuna, e hai avuto anche degli aiuti sul posto di lavoro. Forse un po' troppo, o ti hanno calcolato un po' troppo leggera, oppure c'era qualcosa che hai dovuto raddrizzare, forse per colpa di una collega di lavoro o delle novità. Insomma, in passato, visto che non conosco bene la tua situazione, devo dire che ci sono stati degli aggiustamenti e che, vedi qua, la donna maritata è sempre una carta di gelosie, ci sarebbero potute essere anche delle gelosie, dipende un po'. Comunque qualche colpo di fortuna l'hai avuta, dei raddrizzamenti, degli aiuti ci sono stati e poi vedo che
o da lontano arrivavano gelosie, oppure vedo che ci sono state, non dico delle leggerezze, ma qualcosa che doveva esser fatto in modo più corretto e forse intorno a te c'erano delle gelosie, Comunque dai, non era poi malissimo il tuo passato, Vedo che nel futuro tu stai cercando di fare un lavoro che hai già fatto molto probabilmente, però stai attenta che se ti propongono qualcosa, ti propongono qualcosa, devi stare attenta perché, sono delle favole, sono delle favole e, mi raccomando, vedi qua sembra quasi che ti vogliono proporre di ritornare a fare una cosa che facevi, però vedi che ci sono bugie e, adesso, cose che non sono vere. Quindi devi stare molto attenta a cosa ti propongono. Se ti dicono che magari puoi fare un lavoro che hai già fatto, stagli lontano perché ti racconteranno delle bugie. Tu sei una donna che, si dà molto da fare sul lavoro, sei molto capace, però vedi di nascosto ti vogliono bloccare. Quindi per il futuro prossimo cambiare non lo vedo, nei prossimi mesi. Non vedo proprio qualcosa, di, come si dice, importante, Poi anzi vedo che ti cercheranno di rubare quello che hai costruito. Vedo che ci sono bugie, persone che parlano male, non dicono cose vere, dei blocchi importanti. Però tu non sei una donna che si arrende e vedo che in futuro, dopo questo periodo che sarà vicino, no, questo periodo prossimo, incomincerà a veramente aprirsi qualcosa di importante per te. Vedi fedeltà, denaro. No, qui c'è la carta una carta importante, Ninni, che è la carta del messaggio. Quindi dopo questo periodo nero, che, sembra che remi tutto contro di te, io vedo una situazione estremamente vantaggiosa, sarai aiutato, vedi? Sarai aiutato da una persona importante che ti vorrà bene e vedi il contratto. Quindi non è per domani il contratto, ma entro un anno dovresti ricevere sicuramente qualcosa di veramente, valido e importante che vale la pena. Quindi adesso nel posto di lavoro dove sei non, cedere alle lusinghe se ti dicono che fra poco potresti fare un lavoro che hai già fatto, perché tecnicamente si può dire che è qualcosa che non avverrà mai, anzi sarà una perdita di salute e di nervi, Bene, intanto vedo anche che si è aggiunto qualchedun altro, salutiamolo. Chiaramente Michele, Giuseppe Odoguardi, non so se è, Maria Stella e la Michela Queen fa una domanda. Bene, adesso dopo Nanini vediamo chi è. Michela, vediamo cosa dice. Allora, Michela, però la data di nascita? Ah, Michele dice, ma saluto anche Cricri, ma Michela, mi devi dare la data di nascita perché sono un po' in alto mare, così che facciamo le cose fatte bene. Vediamo un po' se la scrive Michela, la data di nascita, se no passo alla prossima. Ciao Alessandra Venizi, ciao Cricri. Boh, Michele, passo alla prossima perché non vedo la data di nascita. Vediamo un po'. Ah, ecco, del 73. Dovete sempre scrivere la data di nascita perché sennò le sibille, capite, non si riescono a cancellare perché ci sono tante Michele in questo mondo. Allora, del 73 lei vuole sapere un po' se gli daranno il minimo vitale. Vediamo un po' se è sibille. 2 mesi fa la nostra Michela ha fatto la domanda per il minimo vitale e vediamo se l'assistenza gliela concede. Vediamo un po' se questa assistenza gli concede. Vediamo un po', se l'assistenza gli concede il minimo vitale alla nostra Michela. E Michela, sembra che ci siano dei progetti di aiutanti, però c'è persone che dicono cose che non sono tanto realistiche, cioè vedi deliranti, contrarietà, esitazioni,
cercano di non renderti sicuro a questa domanda, cercano di far qualcosa che non è proprio chiaro. Il taglio insomma non è proprio dei più forti, però vediamo. Vediamo un po'. Vedo che Michele pianto molto nel passato. Sei una donna forte. È presente, però vedo che si sta muovendo qualcosa. Allora, Michele, vediamo un po' questa situazione che insomma è direi piuttosto precaria, no? Michele? Esatto, vediamo un po'. Allora, nel passato, Michela, vediamo qui che la situazione, tu hai pianto molto, c'è stata qualcuna che ti ha attaccato, sei una donna forte, di buona volontà, che hai voglia di fare, di lavorare, però effettivamente ci sono state situazioni difficilissime, no? E forse è entrata in scena anche una persona di una certa età che, insomma, non era proprio una persona che voleva aiutarti, molto probabilmente. Quindi tu sei sempre una donna forte, però vedo che ci sono stati periodi veramente difficili. Nel presente vedo che vuoi riunirti alla famiglia, vedo che sei positiva, forse conoscerai anche un uomo che ti aiuterà, perché la domanda era per gli aiuti. E sembra che nel presente sembra che si stia muovendo qualcosa, però attenzione, nel futuro vedo dei blocchi importantissimi, proprio su questo denaro, vedi? E qua ci sono due carte estremamente difficili da superare e vedo il denaro bloccato, quindi sembra che la situazione di quelle persone che dovrebbero aiutarti non riescono a aiutarti. Adesso c'è molta volontà di darti una mano, però anzi vedo perdita di denaro per via. Tu cercherai di comunicare queste cose qua, ma ci saranno dei blocchi importanti. Quindi diciamo che adesso qualcuno ti vuole aiutare, ce la sta mettendo tutta, però vedo nel futuro dei blocchi importanti, però non è detta l'ultima parola, perché vedo che la situazione dovrà andare per vie legali, vedi, c'è il sacerdote e qualcuno di buona volontà cercherà di aiutarti con delle strategie. L'artista è sempre una carta un po' negativa in queste cose qui, però vedo che per via legali c'è, non so se un giovane che in questi ambienti dovrà aiutarti o vorrà aiutarti con degli altri scritti, molto probabilmente devi o rifare la domanda o cercare qualche strategia legale per poter raggiungere l'obiettivo. Comunque nel futuro io vedo che ci saranno molti intoppi, tu parlerai con molte persone, però vedo che la situazione per il momento sembra un pochettino caotica. Si svilupperà in positivo, ma non è per domani, non è per domani, devi portare pazienza. Andiamo avanti con le nostre amicizie. E per ora sì, ma poi ci sarà un blocco totale ancora, capisci? Michela, ci sarà ancora da aspettare, quella risposta non sarà sicuramente positiva, dovrai molto probabilmente rifarla. Buona, andiamo avanti, andiamo avanti e c'è, se vedo bene, Giuseppe. Ciao. Allora, Giuseppe ci chiede se Alina dell'85 vuole tornare con Giuseppe del 67. Bene, vediamo un po' se questa signora dell'85 vuole tornare con Giuseppe del 67. Vediamo un po'. C'è questa possibilità. Un pochino. Allora, beh, sono delle belle sibille, sono delle belle carte, sono qualcosa di veramente importante. Sembra che almeno il taglio è estremamente positivo, amore e contratto, fidanzamento. Sembra quasi che o c'è stato veramente fuoco e fiamme importanti, oppure la nostra linea è effettivamente interessata. Il taglio ci sta a indicare che è un bel taglio, un bel taglio importante, robusto.
lei piange però, Giuseppe, non è poi tutto male. Mettiamo un po' le sibille a favore di camera. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa dicono queste sibille per il nostro Giuseppe. Vediamo dove è andato a finire Giuseppe. Eccolo qua. Allora, nel passato con lei c'è stato veramente tanto piacere, tanto discorso, c'è stato anche un bel flirt, tante comunicazioni e poi a un certo punto si è rotto il gioco. Quindi c'è stato un bel passato che parlavate molto, che avevate insomma il vento in poppa, si stava bene lei, stavi bene te. Poi è successo qualcosa di veramente drastico, forse lei è tornato con qualcuno vecchio, una persona che conosceva già, vedo che piange, no? C'è della comunicazione e tu che sei pensieroso. Oppure potrebbe essere, Giuseppe, interpretata come che lei piange perché o teme un ritorno, però io vedo un ritorno e questo ritorno la fa piangere. Lei magari vi siete lasciati per il semplice fatto che è tornato qualcuno che la sta facendo piangere e tu sei pensieroso perché vorresti comunicare con lei. Lei però è una donna forte, non è una donna tanto deboluccia e sta aspettando il suo amato, che potresti essere tu, perché vedi, il sacerdote è sempre la persona più grande e vedo che lei ti sta guardando nel futuro, quindi molto probabilmente sì. Poi però entra in scena un uomo, non so se è un figlio tuo o un figlio suo o una persona che lei conosce e fra loro due nascerà sicuramente una simpatia e parleranno, vedi l'amica che vuol parlare con quest'uomo qua. Però lei ti sta pensando, nel futuro incomincerà a pensarti di nuovo. Il finale io vedo sì che da lontano ritornerà un amore, però vedi Giuseppe, mi sembra quasi che sia un amore con una persona che non la ami. Non so se sei tu o è un'altra persona, sembra una persona, questo amore, che voglia più avere che dare, no? E che però gli porterà allegria. Quindi alla domanda se tornerete assieme, no? Se ci sarà ancora questo ritorno, potenzialmente lei nel futuro ti penserà. Poi vedo quest'uomo giovane, questo, e non si capisce bene perché con questo parlerà molto e non vorrei che sia questo, vedi, leggerezza, amore, poi lui che in un certo senso la vuole senza dare, la vuole senza cioè, narcisisti. E certo la farà star bene, quindi potresti essere tu, come potrebbe essere anche un'altra persona. Comunque ti dico che nel futuro, Giuseppe, lei ti penserà molto, anche perché deve aver avuto dei bei momenti con te. Si vede proprio. Però purtroppo entra in scena uno giovane, che non so chi è per il momento, forse non lo conosciamo ancora, e parlerà molto con lei. Bene? Più o meno dovrebbe andare così nei prossimi 6-9 mesi. Bene, andiamo alla prossima, chi è? Maria Stella, buongiorno. Cosa mi aspetta Maria Stella? Allora, Maria Stella, ho spiegato, io ho fatto 1700 pillole e tantissime sibille. Non è che dovete fare una domanda stringata, dovete un po' in che senso cosa ti aspetta? A livello finanziario, a livello di benessere, a livello di salute, a livello che non so, che ti arrivano dentro gli extraterrestri in casa, devi insomma dare un'idea su cosa vuoi mirare, perché le sibille possono vedere, ma devono essere anche aiutate. Quindi passiamo, se c'è un'altra domanda, Maria Stella, riscrivila in modo che sia interpretabile. Quindi se è sul benessere, se è per qualcosa che ti interessa a livello economico, se vuoi vendere una casa e via dicendo. Andiamo alla prossima domanda, quindi scrivetele bene le domandine. Sfruttate al massimo questa occasione di avere le sibille gratuite, se no, se volete un consulto a pagamento sono 20 euro 45 minuti e contattateci senza timore. Sapete il numero di telefono è qua e via. Bene, andiamo alla prossima domandina.
dopo la Maria Stella che non ha scritto bene la domanda, cri cri. Ecco, ad esempio, la cri cri scrive una bella domanda. Buon pomeriggio, avrò una relazione stabile in futuro del 75. Vedete che la scrive in modo che si possa agganciare. Vediamo se la nostra Cristina avrà del 75 nel futuro avrà una relazione stabile. Quindi Maria Stella, scrivi meglio la domanda e se la vedo in fondo ti rispondo. Vediamo un po' cosa succede per la nostra Cristina. Aspettate un po' che devo controllare un po' la situazione. Un attimo, non fa niente, controllo dopo. Allora, vediamo un po' cosa aspetta. Beh, Cristina, tu stai aspettando qualcuno. Tu stai aspettando ancora qualcuno e sei lì che ti hai in mente ancora qualcuno, Cristina, però o pettegolezzi o è successo che una donna si è messa in mezzo. Sembra quasi che la situazione a un certo punto nel passato ti abbia fatto tribunale. Vediamo un po' il passato. Sei molto malinconica in questo momento. Vediamo un po', Chris, vediamo un po' di darti una spiegazione. Allora, nel passato c'era un uomo che pensava molto a te, eri molto, in un certo senso, desiderata per le tue qualità. Sei una donna che ha delle belle qualità e devo ammettere che, come si dice, devo ammettere che c'erano tante gelosie intorno a te, tante gelosie di persone che volevano quello che hai te. Tu hai sicuramente qualche qualità che attira. E quest'uomo era molto pensieroso, ti pensava molto. Poi vedo che c'è purtroppo un periodo fra queste gelosie, o tu eri un po' gelosa di qualcuno, vedo che è nato praticamente una malattia, un abbattimento morale che ti ha fatto sentire sola. Quindi un uomo che pensa a te in modo importante, hai dei grandi valori importanti, poi dopo o gelosie verso di te o tu verso altri, c'è stato un abbattimento morale che ti ha portato un po', insomma, a essere fuori forma. Poi nel presente, invece, io vedo che tu sei malinconica. Nella tua cerchia di amicizia potresti parlare anche con altre persone e trovare una certa sicurezza. E vedo che qualcuno vorrebbe aiutarti a far ritornare una persona che tu hai già conosciuto. Infatti all'inizio noi abbiamo visto che tu stai pensando a qualcuno, Cristina. Tu stai pensando a qualcuno di importante della tua vita. E quindi questo qualcuno molto in mente mi sa che avrai una, come si suol dire, fortuna perché sembra che torni. Torna e starete bene, avrete quasi anche un fidanzamento. Vedo quasi che c'è un ritorno di fiamma di una persona, vedi il ritorno, l'allegria, l'imminio, sono importanti, vogliono dire che c'è quasi un fidanzamento, una cosa seria. Però vedo che entra in scena anche un altro uomo giovane, un altro, che cercherà di conquistarti, però avrà dei blocchi. Quindi non solo uno, che è uno del tuo passato che tu stai pensando in questo momento, ma vedo che c'è qualcuno del passato, no? Questo è il passato, qualcuno nuovo che sta per arrivare nel futuro e che cercherà di conquistarti, solo che ci saranno dei blocchi, forse perché è quello vecchio che è entrato, è ritornato e tu ti trovi bene. Quindi ci sono due figure che entreranno nella tua vita. Poi però il finale, l'esito finale, omaggio prezioso, donna, giovane. Allora, qui io vedo che tu stai aspettando un uomo importante nella tua vita, un uomo importante e non si capisce bene se questa giovane donna potresti essere tu, no?
oppure potrebbe essere una novità di un uomo, sembra quasi che tu incontrerai anche un uomo giovane, un uomo importante della tua vita, che praticamente tra virgolette, "ti farà, innamorare". Sarà una persona sicuramente importante e che, darà una, come si dice, una una svegliata, perché ti vedo qua che, un input, qualcosa di importante per te, perché vedi queste 2 sibille qui sono importantissime. Quindi sembra che arriverà qualcosa di nuovo, forse lo conosci già, sembra quasi una persona di legge, un magistrato, un avvocato, qualcuno di importante che tu e tu stai aspettando lui. Quindi io non vedo solo 1, io vedo 3 figure, questo, che è una persona che tu già conosciuto e che starai bene, poi uno nuovo, giovane, che però ci sarà un blocco e poi nascerà questo amore per questa persona che sarà un omaggio, una cosa nuova e che tu lo aspetti. Quindi Chris, io vedo che ci sono non solo 1, ma 3 attori, 3 figure che nei prossimi mesi dovresti incontrare. Uno giovane, uno che hai già avuto come fidanzato e uno invece un po' più grande che sicuramente tu anelerai, tu spererai molto in lui. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po' se la nostra amica là. Ah, la Maria Stella ha rifatto la domanda, ecco perché dovete sfruttare questa occasione che avete gratis di fare domande a persone, professionisti come Mariettola Illegale, e quindi dovete usare il massimo per poter usufruire anche voi di una risposta gratuita. Cosa mi aspetto sul piano finanziario nel 58 quest'anno che viene? Bene, per Maria Stella. Vediamo un po' la nostra Maria. Nostra Maria, cosa avverrà sul piano finanziario? Beh, vedo che tu stai aspettando qualcosa di importante, o un contratto, o dei soldi, o un affare. Maria, io vedo che tu stai aspettando, perché ti sembra che ti stia allontanando qualcosa di importante. Vedi, sospiri e la stanza è sempre per gli affari qualcosa di importante. Sembra che sia andato via e sembra che l'hai perso e sei in un certo senso un po' amareggiata, hai paura, hai in un certo senso timore di perdere questo affare. Questo è il taglio, ma vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la nostra Maria. Allora, nel passato vedo che ci sono stati dei blocchi, tu anelavi sicuramente qualcosa. C'è stato anche un uomo importante che ti ha protetto e ti ha proposto o ti poteva proporre degli affari, qualche contratto, qualcosa di importante. E lo facevo con tutto il cuore. C'è stato un blocco all'inizio, poi c'è stato un cambiamento, perché vedi, l'omaggio preziosi poi è cambiato. È entrato nella vita o un figlio o qualcuno e anche un'amica, cioè sono entrate nella tua vita delle persone che hanno cambiato un po' la dinamica della situazione. Però diciamo che effettivamente sembra che nel passato ci sia stata una persona importante che ti abbia protetto, ti abbia difeso, ti abbia voluto bene in un certo senso. Quindi positivo il passato, certo un blocco c'è stato importante. Nel futuro vedo che ci sarà un cambiamento, un viaggio, ma molto probabilmente un cambiamento, cioè nel presente un cambiamento importante, e vedo entrare in scena una donna e un uomo molto giovane. Devi stare attento perché non si capisce bene. Non si capisce bene perché poi c'è ancora una donna giovane. Quindi sono delle evoluzioni. Potrebbero essere persone che ti vogliono aiutare, però vedo, no, qua che c'è una questione legale molto probabilmente e vedo che tu sei pronta ad affrontarlo. Insomma, non vedo carte estremamente negative, no? Ma vedo un evolversi in positivo dove molto probabilmente dovrai avere una questione legale, molto probabilmente. Non so, chiaramente tu mi hai chiesto a livello finanziario, quindi diciamo che ci sarà qualcosa da fare.
Poi vedo la sicurezza, vedo che tu vuoi stabilità e vuoi far nascere qualcosa di propositivo a livello finanziario. Quindi qui non vedo delle persone negative, vedo tutte persone, anche queste due, estremamente positive, no? Però c'è sempre qualcosa che a livello legale deve essere messo a posto nel futuro, quindi molto probabilmente ti capiterà qualcosa che dovrai affrontare o stai già affrontando, perché vedo qui la prigione. No, non che tu devi andare in prigione, ma la prigione è la sibilla del blocco. Però nascerà qualcosa di positivo. Infatti, che cos'è? Si vede che o vicino a te c'è qualcuno che non sa gestire bene i soldi, no? Però vedo che tu ti stai impegnando molto, sei molto pensierosa, però stai attenta. Quindi il mio consiglio cos'è? Vedo che a livello finanziario l'evoluzione è estremamente positiva, dovrai mettere a posto qualcosa a livello legale nel futuro prossimo e vedo che potrebbero arrivare della stabilità, perché la vecchia signora è anche una carta di stabilità, però nasceranno delle novità, forse anche a causa di una donna sposata. E poi vedo quest'uomo qua che entra in scena, potrebbero essere anche lì cause legali, non conoscendo bene la tua situazione, però qui quando esce l'artista sono sempre perdite di soldi. Però vedo che tu lavori molto per riconquistarti la tua situazione, la situazione finanziaria tua, e sei molto pensierosa, cerchi di risolvere questi problemi che molto probabilmente nasceranno qui nel futuro, e però vedo che ci saranno dei cambiamenti importanti, vedi? Quindi diciamo che non vedo grandi problemi, no? Problemoni, no? Certo c'è da stare attento, no? Perché entra in scena una donna giovane che, vedi, quando c'è questa persona qua, quando si parla di soldi, è sempre un problema finanziario, legale, no? Magistrato, dottore, insomma, giustizia, qualcuno che deve mettere a posto le cose. E non vorrei che sia una donna giovane che ti porta ad avere una parente, un problema finanziario. Però vedo stabilità, voglia di fare e via dicendo. Il problema è finale, vedi, nelle stelle. Qui c'è perdita di denaro, tu lavorerai molto e cercherai di mettere a posto le cose, però vedi, devi stare attenta. Devi stare attenta perché sei attorniato da persone che non si capisce bene, no? La situazione, cosa vogliono da te, Maria Stella. Non conoscendo anche bene la tua situazione, perché chiaramente è una domanda così, ti dico di stare attenta. Vediamo un po'. Saluto anche Zaira. Zaira, devi scrivere la data di nascita. Ah sì, l'ha messa, scusate. E saluto anche Davide. Adesso andiamo avanti perché Maria l'ho fatta e c'era il nostro, credo fatto, Alessandro. Salve Alessandro. L'Alessandra chiede se arriva al lavoro. Alessandra è 71. Scusate un attimino, devo fare un controllo e dopo rispondo al nostro Alessandra 71. Un attimo. Che, ecco, vediamo un po'. Voilà. Non fa niente. Andiamo avanti con la nostra Alessandra del 71, si arriva al lavoro. Un po' se per la nostra Alessandra arriva. Tu stai aspettando ancora un lavoro che ti piaceva molto, ma purtroppo ci sono dei contrattempi. Tu stai guardando un lavoro che ti piaceva, che eri forte, che eri stimata, Alessandra, però vedo che ci sono persone che cercano di frenare, gelosi, dicono cose che non sono vere. Questo periodo è un po' duro, non lo vedo, però c'è qualcosa.
Beh dai, io penso che il lavoro arriva Alex, belle carte. Allora, nel passato hai fatto già qualcosa che facevi, però c'erano delle persone sul posto di lavoro che proprio non andavano, erano gente che era un po' gelosetta. E infatti poi tu sei stata male, ti hanno anche aiutato, non so se sei dovuta ricorrere a un dottore, non so se sei dovuta, però vedo che ci sono stati degli aiuti che ti hanno dato, no? Il lavoro però a te quel lavoro lì piaceva in fondo, però c'erano troppe cose che fondamentalmente non andavano bene. Nel presente io vedo che parli con persone, magari hai conosciuto qualcuno che ti ha promesso anche qualcosa, ma vedi, poi ti vedo piangere, in questo momento sei giù di tono, ci sono cose che non sono realistiche. Questo qui, forse questa persona che o conoscerai nei prossimi tempi o adesso dirà delle cose, Alessandra, ma non crederci, non crederci perché ti farà piangere questo tipo qua. E vedo che tu sogni ancora una opportunità. E vedo nel futuro prossimo che il lavoro arriva, perché sei una donna forte, avrai forse anche l'imbarazzo di più di un lavoro, no? E la fortuna e il contratto arriva. Poi un cambiamento e poi tutte carte positive, il contratto, sei una persona lettere, avrai più di possibilità di lavori. Quindi sì, Alessandra, nel futuro prossimo io vedo che hai delle bellissime sibille e avrai più opportunità di lavori. Sembra che sei una persona molto valida sul lavoro e vedo che ti proporranno più operazioni lavorative. Quindi non demordere e sii sempre positiva. Aspettate un po' perché non riesco a fare una cosina, arrivo, Mm. Vediamo un po'. Ah, ecco perché. Ok, bene. Allora, andiamo avanti dopo la nostra Alessandra, che ho visto che sono carte positive. Nadia, vediamo un po'. Ciao, vorrei sapere se riuscirò a trovare un lavoro a breve, sono del 78, grazie mille. La nostra Nadia. La nostra Nadia. Va bene, vediamo un po' la Nadia, se a breve troverà un lavoro. Per il momento, Nadia, tu sei forte, ma è tutto bloccato, vedi? Sei una donna forte, ma è tutto bloccato. Sei una donna che ha vinto molte sfide, molte guerre, hai classe, qualità, hai tutto, però per il momento la cosa sembra molto ferma, molto bloccata, molto difficile. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la nostra amicizia, come si sblocca la situazione per il lavoro. Vediamo un po'. Allora, nel passato vedo che avevi movimenti o un contratto o qualcosa di buono per le mani, ti facevi consigliare. Sembra quasi che nel passato stavi anche bene, sei una donna che si dà da fare, la cosa sembrava andare molto bene. Nel presente vedo che tu stai aspettando, forse il passato, stai aspettando qualcosa che venga da lontano che facevi bene. E vedo che potrebbero arrivare delle novità, proprio perché c'è l'intervento di una persona grande, una persona che ti vuole bene. E quindi vedo che la tua solitudine incomincerà a scivolare via, ti sentirai aiutata da questa persona. Quindi sembra che le sibille stiano a indicare che ci sarà un'evoluzione in positivo. Certo, devi essere forte e attenta perché tu sei una donna forte, però ci saranno dette delle cose che non sono proprio vere. Quindi entrerà in scena sì un uomo grande che ti vorrà aiutare a raggiungere sicuramente qualcosa di importante, però dovrai metterci molta forza e essere speranzosa. Però ti diranno delle cose per quel lavoro che non sono vere. Infatti, in conclusione, com'è?
Vedi? Tu lo aspetti, hai paura che vada via, perché sarà sicuramente un lavoro importante che qualcuno ti proporrà. Quindi sembra quasi che l'aiuto di quella persona importante mhmm, non sia abbastanza per far arrivare il lavoro, perché vedi queste 2 carte qua, l'aspetti e poi lo vedi andar via. Vedi andar via anche molte una grande possibilità di lavoro. Mh. Quindi una grande punto di domanda. Devi usare molta forza, qui vedi, stare attento a certe bugie. Infatti le bugie poi tu aspetti, lo vedi andar via, vedi sfuggire l'opportunità. Quindi stai attento perché ci sarà qualcuno che ti dirà delle cose che non sono vere a livello lavorativo e tu vedrai perdere un sacco di soldi. Bene, andiamo avanti con la prossima. Allora, Nadia appunto ho appena risposto, quindi Nadia stai attento a cosa ti offrono e ci sarà un uomo sicuramente grande che ti aiuterà, però poi devi stare un po' attentina. Bene, andiamo avanti. Davide. Allora, Davide ci chiede se la sua situazione economica migliora un po'. Vediamo un po' se il nostro Davide migliorerà un po' la sua situazione economica. E tu ci speri molto in un cambio di posizione a livello economico, vedi? E stai pensando a magari anche un lavoro che hai già fatto che ti rendeva bene. Ma magari è un lavoro che hai già fatto nell'ambito lavorativo, nel tuo ambiente di lavoro che sei adesso, eh? Però vediamo un po' nella stesa cosa ci dice. Oh. Ai ai ai. Eh. Allora, vediamo un po'. Qui la situazione che ti hanno aiutato nel passato. Ti ha aiutato sia una donna giovane che sia una persona che tu hai speranza. Poi purtroppo c'è stato un blocco importante che, insomma, l'hai sentito, questo blocco, Davide. Devi stare attento perché ti hanno detto delle cose che non sono vere. Devi stare molto attento perché se ti hanno promesso qualcosa, stai attento. Vedo qui che sei speranzoso, ma io vedo che ti hanno detto delle favole e tu stai aspettando che queste favole si realizzino. Tutto negativo, vedi? Gente che ti spia, disgrazia, segreti. E tu che aspetti? Sembra che perda questa opportunità. Quindi, se ti hanno detto qualcosa che di guadagni facili, lascia stare. Tutte favole, tutte bugie e sono tutti i tuoi nemici quelli lì. Infatti tu vedi andare via del denaro, quindi canta storie, attento. Non vedo che ci saranno delle soluzioni positive entro il 2021, anzi, io vedo che c'è gente che adesso ti spia, la disgrazia in segreto sta lavorando contro di te e vedo che tu lo vedi andare via questa promessa che ti hanno fatto, ovviamente ti dicono delle cose che non sono vere. E attenzione, riceverai delle lettere da dei cantastorie. Poi però io vedo che c'è un affare, però è un affare falso, no? Tu sei una persona volonterosa a lavorare e ritornerai molto probabilmente a fare un lavoro che avevi già fatto. Quindi non vedo grandi vincite, non vedo grandi cose concrete che si realizzeranno, vedo piuttosto dei cantastorie vicino a te che ti raccontano tante favole. Stai attento anche tu perché c'è in giro un po' di tutto. Quindi Davide, in campana andate nel sito capitano, scaricate gratuitamente i circuiti oppure magari un consulto col marietto professionale per sviluppare strategie per avere una situazione magari economica migliore. Bene, cari amici, andiamo avanti con le prossime domandine. La nostra Zaira. Vediamo un po' cosa chiede la Zaira. Vediamo un po' allora, Marietto, ciao. Volevo sapere se ci sono sviluppi in amore. Zaira è solo una domandina, eh? Non capisco, Gaetana.
Allora, sotto la Gaetana dice che Davide è suo figlio. Non capisco. Aspetta un po' che controlliamo la situazione qua. Gaetana, sì, scusa. Gaetana 75. No, Gaetana, scusa, io ho sempre detto Davide, però perché ho gli occhiali appannati alcune volte. Gaetana, no, devi stare attento se qualcuno ti ha promesso qualcosa. Purtroppo, Gaetana, devi stare molto in campana. Bene, andiamo avanti. La Zaira, perché purtroppo io alcune volte con la mascherina mi appanno gli occhiali e non vedo bene. Mario mi ha detto: ciao, vorrei sapere se ci sono sviluppi in amore dell'80, la nostra Zaira. Bene. Vediamo se ci sono sviluppi in amore per la nostra. Ma c'è qualcosina che bisogna prendere con la forza. C'è un omaggio prezioso che bisogna lottare per avvicinarsi. C'è qualcosina che bisogna conquistare con unghie e denti. Vediamo un po'. Speranza, amore, fortuna, blocchi, nemico. Ma guarda, l'amore, vediamo un po' l'amore. Speranza, vedi? È passato, vedo che eri speranzoso, magari per un po' più fortuna, però poi blocco totale. Vedi, c'è stata gente che ti spiava, blocco, gente che spiava in modo importante, insomma, rompiscatole, niente di importante. Tu hai visto, non so, andare via l'amore della tua vita, molto niente, qualcuno di importante. Poi è arrivato uno, o arriverà uno nel presente, che ti potrebbe fare un po' la corte. Però c'è una situazione che non va, c'è una nemica, o lui si porta appresso una nemica tremenda, vedo che c'è qualcosa che non va. Poi o tu farai un viaggio, ci sarà un cambiamento e vedo tornare una persona più grande di te, che sta pensando a te in modo importante. Però anche lì un blocco, gelosia, quindi non vedo che si sblocchi qualcosa di importante, sono più che altro dei perditempo, sia quello giovane che quello più grande, che molto probabilmente è stato già un tuo amore, no? E poi in futuro io vedo che tu cercherai, perché sei una donna forte, di ristabilire, di mettere a posto qualcosa per via di gelosia. Però attenzione, io vedo che in futuro non starai bene, avrai sicuramente tanti fleur che magari, ma saranno fleur di persone che vuol chiacchierare, no? Però fra queste chiacchiere vedo che c'è molto probabilmente qualcuno di importante che arriverà, qualcuno che veramente vuol fare le cose sul serio. Però fra un po', ti ho detto, arriverà uno giovane che si porterà dietro un sacco di problemi e uno che è stato molto probabilmente una tua vecchia fiamma che però anche lui si porterà dietro un sacco di problemi, cioè della serie meglio perderli che trovarli. Bene? Però dopo in futuro, prossimo, entro un anno, incontrerai sicuramente qualcuno di importante. Zaira, una domanda? No, no, Gaeta, purtroppo dovrei attendere un pochettino. Bene, cari amici, vi ringrazio, vi ricordo il De Garda lunedì sera alle 21:30 nel suo canale per esibili interattivi gratuiti. Se volete un consulto, approfondire, sono 20 euro 45 minuti con il vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.